Siamo a Padova, in località Canordio, alla confluenza del canale Roncaiette Superiore nel fiume Bacchiglione, a valle delle chiuse di Volta Barozzo. In questo posto, di fianco al più grande depuratore del sistema fognario della città di Padova, c'è anche il più grande impianto idrovoro del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, che con 4 pompe idrovore ha una capacità di sollevamento di ben 20 metri cubi al secondo. Negli anni scorsi il Consorzio ha eseguito importanti lavori di sistemazione del manufatto di scarico dell'impianto idrovoro nel fiume Bacchiglione. Precisamente ha prolungato le 4 tubazioni di scarico delle 4 pompe idrovore fin sul fondo dell'alveo del fiume, per rendere più efficiente l'impianto, che ora può sfruttare il funzionamento a sifone delle 4 tubazioni e deve superare solo il dislivello esistente tra le acque a monte e a valle dell'impianto, mentre nella situazione preesistente l'impianto doveva per forza sollevare le acque fino alla sommità arginale. Più recentemente il Consorzio ha eseguito altri interventi all'interno dell'alveo per rivestire e proteggere il fondo del fiume e le scarpate arginali nel tratto della confluenza per circa 100 metri ed in particolare davanti al nuovo manufatto di scarico dell'impianto. Questi interventi servono ad arrestare i pericolosi fenomeni erosivi già in atto a causa delle dinamiche delle correnti che si incrociano nella confluenza e per dissipare l'energia delle portate d'acqua che vengono scaricate dall'impianto idrovoro. Ma soprattutto con questi interventi è stata colmata e messa in sicurezza una grande buca che si era formata sul fondo dell'alveo sul lato destro e che costituiva un grave pericolo per l'argine destro del fiume Bacchiglione. I lavori di prolungamento delle tubazioni sono stati finanziati dalla Regione Veneto insieme al nuovo gruppo elettrogeno dell'impianto idrovoro di Volta Barozzo con 900.000 euro resi disponibili nell'ambito del programma attuativo regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, cosiddetto PAR FSC 2007-2013. I successivi interventi di protezione dell'alveo del fiume Bacchiglione sono stati finanziati con altri 700.000 euro resi disponibili fra le risorse assegnate dalla Protezione Civile Nazionale alla Regione del Veneto a seguito della tempesta Vaia per investimenti urgenti contro il dissesto idrogeologico.